Crescita delle temperature medie, incremento della frequenza di fenomeni estremi come alluvioni e grandinate, aumento delle ondate di calore con conseguenti periodi di siccità. Sono alcuni degli effetti causati dal cambiamento climatico registrati negli ultimi anni in Veneto centrale che mettono a dura prova la resilienza delle città anche in termini di impatto economico. Padova capofila del progetto europeo Life Veneto Adapt insieme a Vicenza, Treviso, area metropolitana di Venezia. Qui sono state analizzate le vulnerabilità e le possibili azioni di adattamento, sviluppando un metodo per la programmazione degli interventi e delle linee guida, a cui hanno già aderito 32 comuni, di cui 6 città europee, con lettera di intenti per impegnarsi a seguirle. Ci ha permesso di lavorare attraverso l'individuazione di quelli che sono i rischi di un territorio, che fondamentalmente sono le isole di calore e gli eventi estremi e gli allagamenti. Dall'altra, partendo dalla conoscenza di questi dati, abbiamo potuto andare a individuare gli interventi da realizzare, che possono essere interventi più ampi di pianificazione, piuttosto che interventi puntuali che si realizzano nel territorio. È arrivato il momento di realizzare, si associa al bla 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 della paladina dell'ambiente Greta Thunberg, il meteorologo Mercalli, che ribadisce l'importanza degli enti locali. Gli enti locali hanno un ruolo importante nella pianificazione, sia nell'agevolare tutte quelle pratiche che limitano lo spreco energetico, ma hanno anche un grandissimo ruolo nell'adattamento. L'adattamento al cambiamento climatico che purtroppo è già in atto. Il ritardo dei 30 anni nel limitarlo purtroppo ci porta già oggi in una condizione di emergenza climatica.